Si è spento poco dopo le 9 di domenica mattina all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Nereo Laroni scompare a 76 anni al termine di un ricovero durato un mese, nonostante 2 riusciti interventi di chirurgia vascolare. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Nato a Malcontenta nel 1942, socialista da sempre, licenziato per aver aderito ad uno sciopero dalla fabbrica in cui appena maggiorenne aveva preso il posto del padre, si laurea in lettere e insegna alle scuole medie. A partire dagli anni 70 la passione politica lo porta a diventare una figura sempre più di spicco del panorama veneziano. I ricordi personali sono tanti, ma quello che ricordo con più piacere è il periodo in cui io ero ancora ragazzo e lui era amministratore con mio padre delle prime giunte di sinistra, dal 75 all'85, che furono sicuramente le giunte più efficienti e che guardavano la città con grande lungimiranza, insomma, e con un progetto, con un'idea di politica, un'idea di città chiara e che tanto hanno fatto per questa città. Un'altra stagione politica. I nomi a Venezia erano quelli di Mario Rigo, Gianni Pellicani, Bruno Visentin, Gianni De Michelis, Massimo Cacciari. Di Venezia Laroni fu sindaco dal 1985 al 1987. Nel 1989 è assessore alla cultura della giunta rossoverde di Antonio Casellati, quando si tiene il celeberrimo concerto dei Pink Floyd sul bacino di San Marco. Poco dopo è eletto deputato europeo. Passata la bufera Tangentopoli, Laroni entra in consiglio regionale nel 2005 con il nuovo PSI e nel 2010 dopo essersi avvicinato a Forza Italia. La persona che amava la città e che questo connubio, no, di passione politica, amore per la città, per la politica è quello che ha caratterizzato grandi protagonisti della vita politica del secondo Novecento veneziano, di cui sicuramente Laroni è parte di questi.